Allora hanno scritto e poi a memoria esisteva una badia Sabraiaccio, da Sabaisolo, vecchio, da Alanda, e avrebbe parecchi qui. Dunque la badia è poi bella. C'è parecchie voci, tutte le voci mi sono giunte, non mica, possiamo mica mettere un altro verso, è magica, si può mica cambiare. Allora mi può, c'è quattro mi voci, può fare una passata? c'è un basso con un contrabbasso, Sì. una terza e la seconda. Posso fare due stovate e la seconda. Come tu vuoi. Fratello che da noi fai partito di questo mondo miseria mortale, lasciando quest'andando a me vita, renda conto della tua pena male. Pregama voglia su che ti dia aiuto. Oltraggio hai fatto al cuore suo vitale. Pregama il buon Gesù che ti perdoni e ti raccoglie fra le tue buone. È lunga, faccio parecchie stovate. Vuoi dare anche là? Faccio l'ultima. Tu goderai in cielo il bene suo. Regalan contorcede anche per noi. O San Pedro nostro avvocato, ed ovra delle Santa Unione. L'ultima stovata, Di doi fratelli commenta il perfetta, cantando a miserere ad alta voce. E con la salme delle sante secchie in chiesa canteremo
Leden Questa è l'ultima stampata, ma mancano le oggi, Qui c'è una terza, sicura. Ma dopo l'altra oggi si acconciano. Magnifica. Ebbene, e il miserere qui, cantando il miserere d'alta voce, è un miserere come quello di Sartè. Allora, l'ho perso, non ricordo più, e ho cercato di fare una ricerca. C'è un tesoro che Poletti l'avrebbe registrato. E sarebbe lo stesso miserere che li cantano qui, come quello di Sartè. Allora gli devo dare la pena per poter valore bene. Ma questa Sabagilla l'ho ricercata, ho lavorato parecchi anni, ma non ho avuto tanta bene per dove è oggi. C'erano sempre gente, diciamo, famiglia di memoria, perché come le abbiamo messiato, e chi era il chef di fratelli, a casa mia, che è giusto a cantare al paese. Si faceva due bassi, facevano ripetizione a spesso, dalla sacrestia, e c'era 6 modalità, poi nei tempi erano attaccate queste cose, allora hanno sempre inteso, si canta qui e i vecchi lagliano un capo, verso. E poi dopo ce n'è uno che ha lavorato assai con me, gli ho ritrattato Carlo Giovannai, era già una rate galatese, antica. Gente con un nome faceva pensare a qualcosa. Dopo una latta avevamo donna Bocca di Garbinica. Avevamo donna, so che li veneravano, un nome di un santo, veneravano la mitologia. I Giovannai veneravano un santo Dionisos, dell'amore di Avigna e tutto. C'è la fontana a San Dionisos. Poi dopo c'è la Punta di Santa, nell'Ada. Dunque, le vecchie chiese e cappelle che sono rovine falate, ci sono quelle croci a Nantes, San Cistro, che le chiamano San Sigro, San Cistro, qui, in Appietto. C'è una cappella, una chiesa che parlerebbe di Giovannari, donna. Dunque, la Corsa Casana era, per me sarebbero quelli che predicavano il Vangelo di San Giovanni. Sarebbero stati spese di, come si chiamano, i cosi, io a memoria, gli evangelisti, spese di evangelisti che predicavano il Vangelo. E sono stati bruciati, massacrati, e cappelle distrutte e la boiata lì dentro. Dunque la cosa che abita se non ricorda. Se abita Buriano contato passato sarebbe angoscioso e sanguinoso. Dunque la memoria e il rispetto di cantare sul canto. È come quando sento questa canzone di Giovannali mi face qualcosa, tocca a gente. A gente niente che ti sente su quello canto, c'è qualcosa, una memoria che qualcosa, un sentimo. Io sento che si riporta ai nostri antenati, nei tempi andati, che sono stati massacrati, immaginati, bruciati. Allora, la spiritualità è qualcosa che sotto le cuore, è qualcosa che non si vede mica come un uomo presente. E già la forza dell'uomo. E la forza dell'uomo, l'uomo ha parecchi sensi. Ha i sensi della natura, della macchia, della vita, dell'animale, del vento, dell'acqua e del fuoco. Tutto questo è il nostro ambiente, corso.